Belle come quelle originali, Ferrari, Lamborghini, Porsche, poi Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Cisitalia. Peccato però che fossero appunto dei cloni dei bolidi che hanno fatto la storia delle corse più prestigiose, dalla 1000 miglia al Gran Premio Nuvolari. Si chiama barchetta, come quel tipo di carrozzeria a due posti, priva di capote con un piccolo parabrezza, l'imponente operazione con cui il distaccamento della Polizia Stradale di Vittorio Veneto ha stroncato un vasto mercato di false vetture storiche ed epoca. 41 le persone denunciate, fra loro decine di collezionisti di mezza Italia, ma anche due tecnici della motorizzazione civile e un paio di responsabili di un'agenzia di pratiche d'auto di Treviso. Emettevano documentazione utile, carte di circolazione e quant'altro per poter regolarmente circolare. 65 i veicoli sequestrati, 18 quelli ancora in fase di costruzione per un valore di oltre 5 milioni di euro. Sarebbe stato un carrozziere di Lecco a trasformare vecchi autocarri o modeste utilitarie in prestigiose macchine sportive, contando su certificazioni di storicità non veritiere che garantivano vendite in case d'asta per importi compresi fra 50.000 e 300.000 euro, ma partendo da un banale controllo stradale, le 10 perquisizioni, i 43 sequestri di pratiche, targhe e documenti sono avvenuti soprattutto a Vittorio Veneto, Refrontolo, Codogné, Treviso e Belluno. Le accuse vanno dalla truffa al falso materiale ideologico, all'uso di atti falsi e alla ricettazione, ma i responsabili, secondo gli investigatori, avrebbero messo a rischio pure l'incolumità di conducenti e passeggeri. Perché questi veicoli, ricordiamolo, sono stati costruiti in maniera assolutamente artigianale e priva di qualsiasi sicurezza.